Solito succede così a Samugheo, dove i tappeti tradizionali, così come ci fa vedere Flavia Corda, sono sempre più richiesti, in particolare all'estero. Parte da Samugheo il rilancio del tappeto sardo, dal Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile completamente rinnovato e la mostra In Tessere, vetrina del futuro di questo importante settore. Per il paese, già centro di riferimento isolano del tessile, una nuova sfida che unisce tradizione e innovazione, secondo il sindaco Antonello De Melas. Tradizione e innovazione non è uno slogan assolutamente, ma dovrebbe essere la parola chiave per poter andare avanti nello sviluppo dell'artigianato. L'artigianato che non si può fossilizzare assolutamente su ciò che è sempre stato fatto, è sempre stato conosciuto, ma bisogna pensare a una evoluzione di quelle che sono, non dico le tecniche che magari devono rappresentare quella che è la tradizione, ma l'offerta che deve essere fatta al mercato deve guardarsi intorno, deve vedere che cosa effettivamente chiede il mercato e come si può adattare, come si possono innovare le nostre tradizioni per poter appunto avere dei prodotti commerciabili. L'idea di abbinare le grandi capacità tecniche delle artigiane al disegno di artisti di fama internazionale non è nuova, ma adesso si punta a creare un vero e proprio sistema di lavoro, realizzando manufatti adatti al gusto contemporaneo per allargare il mercato e assicurare reddito. Così i nomi dei nostri Tavolara, Nivola, Corriga, Marras, Maria Lai si affiancano a quelli di De Lucchi, Sottas, Lissoni, Sasso e Urchiola. Opere d'arte per arredare le nostre case qui come negli Stati Uniti. Un nuovo corso per il Museo Murtas, il nuovo direttore Bainjo Cuccu. La mostra in tessere è un esempio perfetto di integrazione tra l'abilità degli artigiani sardi e la capacità dei grandi artisti internazionali nel realizzare delle opere che possono essere proiettate in uno sviluppo del mercato in un prossimo futuro. Un settore che però richiede maggiore attenzione dalle istituzioni regionali. La mancanza dell'Istituto dell'Isola non è stata ancora sopperita da una attività da parte di Sardegna Promozione, che dovrebbe assolutamente dire la sua e fare ancora di più. Con la mostra in tessere, realizzata in collaborazione con la Banca di Sassari, l'Armadillo, NEA e NAE, il museo inizia un nuovo percorso che si sviluppa su un percorso binario, quello dello studio dell'aspetto storico del tessuto sardo attraverso l'esposizione della collezione permanente del museo e un percorso invece più contemporaneo. La mostra resterà aperta sino al 16 dicembre, abbinata al concorso di idee Anno d'Arte 2013, destinato a premiare artisti e designers. 7:49